Allora, abbiamo visto modalità di pagamento, Presidente Capuzzo. Ci sono delle modalità su cui voi vi raccomandate la grande attenzione, che a volte noi cittadini non abbiamo, no? Sì, una delle modalità di pagamento sulle quali noi mettiamo particolare attenzione sono quelle relative alle carte revolving. Carte revolving che il più delle volte, tra l'altro, il risparmiatore ha e non ha la consapevolezza di avere, o il più delle volte non sa effettivamente qual è il reale, chiamiamolo così, meccanismo che sta sotto al funzionamento della linea di credito che di fatto ci viene data dalla finanziaria piuttosto che dalla banca. Come funzionano? Perché noi abbiamo presentato questa carta revolving, che cos'è sostanzialmente? Allora, c'è scritto carta revolving? È una carta di credito, solo che funziona in maniera diversa, non va ovviamente a togliere il plafond che viene dato mensilmente collegato al proprio conto bancario, ma è di fatto una sorta di finanziamento che ci viene accordato da diversi soggetti. Allora, di fatto, se non viene utilizzata non costa niente. È vero, quando ci viene il più delle volte data come una carta gratuita, di per sé è vero, cioè è vero se noi la lasciamo là, così come ce l'hanno consegnata, la mettiamo dentro un cassetto, non la utilizziamo, ci dimentichiamo di averla, non produce nessun costo e nessun problema. Il problema nasce la prima volta che la usiamo, a prescindere dall'importo per il quale noi andiamo ad utilizzare quella carta revolving. Cioè, ovvero, a prescindere dal fatto che io la utilizzi per comprarmi un televisore piuttosto che un pacchetto di caramelle, quel importo che io utilizzo ha applicato degli interessi che sono altissimi. Dopodiché la disponibilità di quella somma di fatto si rigenera di mese in mese e io, se ho inizio ad avere l'abitudine a utilizzare questa forma di pagamento con frequenza anche per acquisti di bassa entità, mi trovo purtroppo a sborsare non solo il valore del bene che ho acquistato, ma maggiorato di interessi che sono molto molto alti. Da chi vengono rilasciate queste carte? Allora, noi abbiamo visto che ci sono delle finanziarie che le collegano ad un effettivo finanziamento che abbiamo richiesto e ci sono adesso anche alcuni esercizi commerciali che lo danno abbinata magari alla carta fedeltà, raccolta punti o quant'altro, dicendo che è una sorta insomma di agevolazione per effettuare le spese senza ovviamente intaccare il proprio patrimonio immediatamente, ma vedersi poi eventualmente dilazionato il costo della spesa che noi effettuiamo. Di fatto è vero, ma il costo che noi ci accolliamo viene maggiorato, ripetiamo, di interessi molto importanti. Ma se non accetto le condizioni non si possono fare gli investimenti e allora non posso guadagnare. Beh, è chiaro, sì. Allora, ci sono ovviamente delle condizioni contrattuali, come si è detto, che bisogna ovviamente conoscere ed accettare se si vuole effettuare un investimento. Chiaramente, diciamolo chiaramente, non è obbligatorio investire, dipende ovviamente quali sono le aspettative e i progetti di vita che ha una persona quando decide effettivamente di investire il proprio denaro. C'è chi decide solamente di avere un conto deposito e quindi accantona solamente i propri risparmi su un libretto postale piuttosto che un conto corrente o in altre forme di fondi o d'altro. Chi invece fa degli investimenti, per esempio in questo caso sulle azioni, ovviamente sa benissimo che per investire determinate somme in azioni deve chiaramente sottostare a delle condizioni contrattuali che sono ovviamente diverse, possono essere diverse da istituto a istituto, bisogna verificarle e magari trovare quelle che sono più adatte alle nostre esigenze, alle nostre capacità e alle nostre prospettive. Una piccola chiosa per il telespettatore: non esistono solo gli investimenti a livello finanziario, perché adesso ormai ci siamo tutti concentrati sugli investimenti finanziari. Esistono tante altre forme di investimento. Parlo delle assicurazioni sulla vita, potrebbe essere un'altra forma di investimento, perché nessuno poi ci pensa e dice: ma no, toccherà a me morire domani mattina. Me ne sono accorto come funziona. Oppure ci sono altre forme di investimento che possono essere immobiliari, di qualsiasi altra natura, che chiaramente hanno altre prerogative, hanno altri tempi, hanno altre tempistiche e hanno anche altri rendimenti. Per cui bisogna vedere, come dice Giovanna, bisogna che quando ha capito deve programmare se è un investimento a lungo termine piuttosto che uno a breve termine,
qual è il valore del rischio, perché se andiamo in azionario il rischio comincia a salire, se andiamo su altre obbligazioni qualcosa si riesce a avere, per cui penso che sia questo il punto centrale. Ci sono varie forme di investimento, non fissiamoci su quelle finanziarie e basta. Carissima Elena, se non si rischia non si ottiene niente e i guadagni nella finanza sarebbero molto bassi o inesistenti. Bisogna saper bilanciare i propri investimenti. E poi chi sarebbe in grado di capire tutte le condizioni, scrive Gianni. Questa riflessione che di fatto ha una sua logica, nessuno regala nulla, chi vuole ovviamente, chi mira a dei guadagni veloci deve accollarsi tutti i rischi che questa scelta può comportare. È chiaro che più è alto il rendimento, più è rischioso il prodotto che noi andiamo ovviamente ad acquistare. Bisogna vedere quali prospettive, quali capacità ha una persona di spesa ovviamente, ma anche di disponibilità, di perché abbiamo visto quello che è successo col crack delle banche del territorio, che lì una persona si è trovata che tutto quello che aveva ottenuto dalla pensione, il TFR famoso, anziché finito nel nulla. Lì è un dissesto familiare, personale, che ha provocato anche, voi lo sapete benissimo, crisi esistenziali. Chiariamo subito per quanto riguarda le banche, io penso che sia doveroso dirlo, Giovanna, là c'è stata anche l'interlocutore dove è stato riconosciuto che c'è stato in molti casi colpo e dolo, per cui è chiaro che se io che faccio il promoter dentro la filiale di banca ti vendo dei prodotti eccetera, è un conto, ma se poi ci metto la colpa e il dolo, allora là noi siamo scivolati in quella situazione con le banche popolari, con la Banca Popolare di Vicenza o Veneta, dove ci sono dei processi anche penali, perché c'era anche colpa e dolo da parte dei dirigenti, per carità, ma accaduta anche di persone che hanno dovuto subire, diciamo, queste pressioni anche dall'alto, parlo dei direttori di filiale, questo non giustifica mai il comportamento, perché c'è un'etica e c'è un comportamento. È la stessa cosa che può valere anche quando si parla dell'utilizzo degli strumenti. Se mi permetti un attimo solo, per il discorso della revolving abbiamo già, Giovanna ha spiegato chiaramente. Per la carta di credito, ragazzi, c'è adesso tutte le banche dove uno si rega, quando ti propongono la carta di credito ti propongono anche un'altra cosa che qualcuno ancora non mastica, cioè un'assicurazione che io non so, la mia costava 40-45 euro all'anno, dove praticamente ti garantivano fino a un certo punto, ti garantiscono anche in caso di clonazione, ti garantiscono il maltolto. Chiaramente bisogna essere sempre attenti, perché sempre da come si comporta il consumatore, dipende anche, tipo cliccare indistintamente su qualsiasi cioè anche qui vedere quali sono le condizioni che vengono assicurate. Ci sono, la carta di credito può essere sicura, oltretutto oggi da qualche anno a questa parte, 2 anni o 3 anni mi sembra, ci sia la doppia sicurezza, la chiamano 3D Secure, cioè praticamente tu vai, spendi, ti arriva il messaggio, ma dopo ti arriva anche un codice per cui tu devi confermare quell'acquisto, specie per gli acquisti online, quindi ti arrivano sia il messaggio e sia anche il codice di sicurezza che tu devi inserire per poter trasferire questi famosi soldi dell'acquisto effettuato, per cui ci sarebbero anche le tutele, però poi dopo bisogna, come noi dobbiamo fare, educare i nostri amici cittadini, perché ormai i consumatori siamo tutti, io per primo, per cui l'altra volta mi hai rimproverato che hai detto io ho detto no, io acquisto ancora nei negozi di prossimità eccetera. Ma se mi hai detto stamattina, mi hai detto l'altra volta che hai acquistato online, avevo preso il caffè, ho detto vabbè, capita, però voglio dire anche questa è una forma di alfabetizzazione anche per quelli anziani come me, non giovani come voi, ma io già c'è una certa età per cui mi sono dovuto alfabetizzare sul digitale. Ora mi è arrivato anche con lo SPID, faremo una puntata sullo SPID magari, aiuto, lo sapremo il versante SPID. Perché ho sentito ieri una trasmissione dove dicevano che adesso per il referendum si può votare con lo SPID,
Bene, per la raccolta delle voglio firme. vedere per la raccolta delle firme i nostri cari amici anzianotti del CGIL della UIL come faranno mai, e sono venuti in tanti anche da lei e da noi in questi 6 mesi. Abbiamo aperto uno sportello particolare proprio per aiutarli a farsi lo speed. Certo, tutti e due, sia Federconsumatori che ADOC. Lo sportello io a Padova, Venezia e Vicenza, e lei dappertutto, perché quindi le persone che, siccome sto Benedetto Speed bisogna farselo comunque, allora voi date la possibilità di assistenza. Certo, è un servizio che continueremo a fornire, anche perché ci siamo resi conto, insomma, che tutte le introduzioni, le innovazioni tecnologiche, burocratiche non vanno a pari passo con un livello di informazione e di preparazione alla cittadinanza. Vengono introdotte delle innovazioni, per carità, positivissime, in questo caso lo Speed, se qualcuno lo sa usare, se si riesce ad averlo, è utilissimo per l'accesso, insomma, a tutti i siti della pubblica amministrazione, per vedere la propria posizione, l'INPS, l'amministrazione, il comune, l'anagrafe, per aderire alla raccolta firme dei referendum, insomma, per tante forme è importante. La difficoltà è per molti soggetti riuscire ad acquisirlo e utilizzarlo. Quindi purtroppo non ci sono di pari passo le stesse, diciamo, informazioni, gli stessi strumenti utili per il cittadino per accedere appunto a questi servizi, che di fatto poi diventano obbligatori. Dal 1° di ottobre ovviamente chi vorrà accedere ai siti della pubblica amministrazione potrà farlo solamente con lo Speed. E allora prenotatevi un appuntamento all'associazione dei consumatori per poterlo fare, in modo che almeno siete più tranquilli. Siamo giunti al termine. Bene. Allora, grazie Sergio Taurino, Presidente ADOC, grazie Giovanna Capuzzo, Presidente Federconsumatori del Veneto, grazie a voi telespettatori di averci seguito. Scrivete le vostre mail, ma soprattutto chiamate le associazioni di consumatori o scrivete direttamente a loro, fissate un appuntamento, non abbiate paura, vergogna né niente. Le consulenze, gli aiuti, i supporti sono di persone estremamente preparate, lo avete capito, vi danno una mano, evitano di farvi buttare via o perdere dei soldi, e magari vi danno invece la possibilità di recuperarli. Io ringrazierei anche Giovanna, che è venuta a trovarci, almeno così ha dato un po' di respiro. Mi ha dato manforte oggi, perché Giovanna dopo è preparatissima, per cui io sono tranquillo, oggi sono con la pressione normale. Benissimo, grazie ancora a voi, grazie a voi telespettatori. Torneremo a parlare sempre con le associazioni di consumatori, perché sono argomenti tanti, molto interessanti, e poi bisogna continuamente ripetere. Le puntate le trovate anche in replica nel nostro sito, e poi visitate i siti di ADOC Veneto, Federconsumatori Veneto. Grazie, a presto.